Inaugurata oggi la sala Iside dedicata all'ascolto e all'accoglienza per le persone fragili. Si dimette Giuseppe Capodieci, direttore generale dell'ASP di Agrigento, indagato nell'ambito dell'inchiesta Corte dei Miracoli. Domani presso l'ufficio competente la proclamazione ufficiale del neosindaco Sodano, gli auguri del cartello sociale per l'affermazione ottenuta. Riunito oggi il Consiglio Comunale del Libero Consorzio di Agrigento, ha approvato il rendiconto gestionale per l'anno 2025. Sit-in di protesta il prossimo 16 giugno, proclamato dai sindacati SAP e SINAP per le gravi condizioni in cui versano gli agenti dell'Istituto Penitenziario di Agrigento. Grave incidente stradale oggi sulla strada statale 189, 2 persone gravemente ferite. Si rivolge alla polizia un bimbo di 11 anni che veniva picchiato dal padre a Porto Empedocle. Continua l'attività di vigilanza dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro nel settore dell'edilizia, riscontrate numerose irregolarità. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 10 giugno, mercoledì. Stamani presso la Questura di Agrigento è stata inaugurata la Sala Iside, uno spazio dedicato all'ascolto e all'accoglienza delle persone che si rivolgono alla Polizia di Stato in condizioni di particolari fragilità. L'iniziativa effettuata anche grazie alla collaborazione del Lions Club Agrigento Chiaramonte, alla presenza del prefetto di Agrigento Caccamo. Noi abbiamo seguito l'evento. Presso la Questura di Agrigento è stata inaugurata oggi la Sala Iside, uno spazio dedicato all'ascolto, all'accoglienza delle persone che si rivolgono alla Polizia di Stato in condizioni di particolare fragilità. L'iniziativa è effettuata grazie alla fattiva collaborazione del Lions Club Agrigento Chiaramonte, presente anche il prefetto di Agrigento Caccamo. Sì, oggi grazie al Club Service Lions di Agrigento abbiamo inaugurato questa stanza, la Sala Iside, dedicata a quelle che sono tutte le vittime di reati particolarmente importanti e sensibili, perciò i codici rossi e naturalmente tutte quelle che sono vittime di violenza, minori, donne. Per noi è un momento molto importante perché riuscire ad avere l'attenzione da parte di una componente della società civile che si rende conto di un bisogno di una forza di polizia nel creare un ambiente che possa dare quel conforto e quella sicurezza che permetta alla vittima di aprirsi e riuscire a dare per noi un duplice risultato, che è non soltanto quello di perseguire coloro i quali hanno commesso un determinato reato, ma anche dare l'opportunità attraverso l'ascolto, attraverso la possibilità di apertura della vittima, di capire qual è il percorso di protezione più adatto per affrontare quella situazione. Sono reati estremamente importanti per noi e non soltanto per il legislatore. Il legislatore comunque ha dato moltissimi strumenti, non soltanto da un punto di vista di persecuzione del reato, ma anche, diciamo così, di protezione anche anticipata, e questo è qualcosa che parte da qualunque forza di polizia, perciò non solo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, ma tutte le forze di polizia, e poi molti di questi strumenti diventano uno strumento per il questore nell'emanazione di quelle che sono le misure che poi attraverso provvedimenti questorili possono essere indirizzate proprio all'indirizzo di coloro i quali hanno dei comportamenti assolutamente riprovevoli proprio nei confronti delle fasce più deboli. Parliamo sicuramente di donne, parliamo sicuramente di minori, parliamo soprattutto di reati che si sviluppano molto spesso anche in ambiente familiare, perciò
l'approccio che deve essere dato al contrasto è un approccio direi quasi olistico, e non può assolutamente rimanere ancorato al semplice rapporto reato-punizione. Perfetto, sulla scia del protocollo d'intesa firmato qualche settimana fa in prefettura, oggi un ulteriore passo avanti con l'inaugurazione di questa stanza alla questura. Sì, e questo è un altro tassello, come ho detto, che si aggiunge a un percorso che è già ben collaudato con tutte le forze in campo. Con la provincia di Agrigento dà dimostrazione ancora una volta che è molto sensibile al fenomeno della violenza di genere, quindi oggi questo è un risultato concreto che si dà al territorio, alla comunità agrigentina. Come è stato detto, ecco, un tassello che si aggiunge anche a un protocollo che è stato siglato appena il mese scorso anche in prefettura, che ha visto coinvolte tutte le componenti sul territorio, quindi istituzionale e società civile. Quindi con i club service, oggi con Lions Club, si è realizzato anche un ulteriore passo in avanti. Ecco, io quando rappresento che il fenomeno è presente sul territorio, è presente proprio perché lo registriamo, come appena detto il questore, a seguito delle denunce che vengono prodotte presso gli uffici di polizia. Quindi questo, ecco, ci rende ben consapevoli che il lavoro che è stato fatto è un lavoro che ha dato risultati e quindi pienamente efficace. Antonella Gallo Carrabba, presente oggi come telefono aiuto ma anche come componente del Lions, una stanza che serve, diciamo, ad uno scopo importante. Però le volevo chiedere, ecco, lei che fa telefono ascolto, sono aumentate le denunce, il sommerso viene un po' alla luce? Sì, oggi la sala Iside ha appunto lo scopo, quello di aiutare le donne a far emergere il sommerso. Quindi a volte, come ha detto poco fa il signor Questore, non sono i numeri che ci danno l'importanza del fenomeno, ma sono le denunce, sono i momenti in cui le donne prendono coscienza e consapevolezza di essere vittima di violenza. E sala Iside ha appunto questo compito, quello cioè di aiutare le donne ad essere ascoltate, finalmente a raccontare e a prendere il coraggio di dire no alla violenza. Importante, di tangibile per la nostra comunità, perché oggi non stiamo inaugurando soltanto una stanza, ma un luogo di dignità, di accoglienza e di speranza. Perché questa stanza nasce per stare accanto alle donne che hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto, perché in questi momenti di fragilità, di dolore, nessuna donna deve rimanere da sola. È un luogo, è uno spazio dove non è solo arredo o mura, è un luogo dove la donna che riesce a denunciare finalmente possa trovare protezione, ascolto e speranza. E anche se una sola donna, varcando questa soglia, riesce ad avere fiducia nel suo futuro, a ricominciare una vita, questa stanza ha ottenuto il suo più alto obiettivo. E un grazie, come diceva il Questore, ma anche a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato, perché ogni giorno con professionalità, con sensibilità e con profonda umanità sono il punto di riferimento di chi cerca sicurezza e giustizia. Io concludo dicendo che la violenza tende a sottrarre libertà e dignità. Noi abbiamo il dovere di applicare l'operazione opposta, sommare vicinanza, sommare ascolto e moltiplicare opportunità. E ricordiamoci, tutti ci dobbiamo ricordare, che il valore di una donna è una costante che nessuno mai può cancellare. E Giuseppe Capodieci si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'ASP di Agrigento perché indagato nell'ambito dell'inchiesta Corte dei Miracoli coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta con l'ipotesi di reato di corruzione in servizio. Giuseppe Capodieci si è dimesso dall'incarico di direttore generale dell'ASP di Agrigento in quanto indagato nell'ambito dell'inchiesta Corte dei Miracoli coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta
Con l'ipotesi di reato di corruzione, la decisione sarebbe maturata nel corso di una riunione, secondo quanto concettato dai magistrati nisseni. Capodieci avrebbe messo le proprie funzioni pubbliche al servizio degli interessi del deputato regionale Riccardo Gallo, al centro dell'indagine. Una convenzione stipulata tra l'ASP di Agrigento e il CEFIPAS di Caltanissetta. Capodieci fa zocco di Cemunandri, Riccardo Gallo lo dice in una conversazione intercettata dalla squadra mobile. Roberto Sanfilippo, direttore generale del CEFIPAS, conferma: è lealissimo. Gallo lo avrebbe collocato al vertice dell'ente e in cambio, stando all'accusa, Capodieci avrebbe asservito le proprie funzioni agli interessi personali del parlamentare agrigentino. Per l'accusa quell'accordo sarebbe stato deciso con l'obiettivo di favorire il trasferimento da Caltanissetta ad Agrigento della moglie del deputato regionale Gallo. Stamani al via gli interrogatori preventivi degli indagati, nei cui confronti la Procura della Repubblica ha avanzato richieste di misure cautelari. Le dimissioni del manager dell'ASP di Agrigento Capodieci arrivano dopo l'autosospensione dal partito di Forza Italia dell'onorevole Riccardo Gallo, che ha scelto l'allontanamento da Forza Italia prima di conoscere il suo destino giudiziario, dopo che verrà interrogato domani 11 giugno dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. Intanto le indagini della Procura della Repubblica di Caltanissetta ci hanno fatto emergere intercettazioni in cui il politico agrigentino faceva reclutare giovani donne nel suo entourage o in enti di formazione in base all'aspetto fisico e non alla competenza, associando pratiche di clientelismo e favori. Dalle conversazioni intercettate è emerso che le ragazze venivano selezionate tramite un fotografo di fiducia, valutandone esclusivamente la loro presenza e avvenenza per inserirle nel team del deputato. Lo stile di selezione emerso ha scorso l'opinione pubblica e la CGIL regionale e numerose associazioni hanno chiesto le dimissioni immediate del deputato Gallo, inviando una lettera all'Assemblea regionale siciliana per denunciare comportamenti lesivi della dignità delle donne. E su tale vicende interviene l'onorevole Ida Carmina affermando: prendo atto delle dimissioni rassegnate oggi da Capodieci, è una decisione che riconosce la gravità della vicenda e rafforza la nostra richiesta fuori la politica dalla sanità, ma queste dimissioni non possono essere sufficienti. Per le stesse ragioni ritengo che debba dimettersi anche l'onorevole Riccardo Gallo, indicato come il referente politico di quel sistema di relazioni e di potere. Le istituzioni, continua l'onorevole Carmina, non possono consentire che al proprio interno alberghino atteggiamenti discriminatori e offensivi nei confronti delle donne, perché il permanere su scranni parlamentari danneggia l'immagine delle istituzioni e in questo caso la credibilità del Parlamento regionale. E in una nota la deputata di Forza Italia all'Asse Margherita La Rocca Ruvolo afferma: a proposito delle intercettazioni dell'indagine sul CEFIPAS di Caltanissetta, in cui risulta indagato il suo collega di partito, il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, da donna delle istituzioni, prima ancora che da rappresentante politica, non posso che ribadire un principio che considero non derogabile né negoziabile: il rispetto della dignità, della libertà e della piena parità delle donne. Non molto tempo fa, aggiunge La Rocca Ruvolo, ho sperimentato personalmente quanto possono essere offensive e umilianti parole e giudizi che nulla hanno a che vedere con il merito, le competenze o il ruolo istituzionale di una donna. Esprimo pertanto solidarietà alle donne che sono state vittime di insulti e di offese. Il valore, la dignità e il rispetto delle donne devono restare un punto fermo delle nostre comunità e della nostra azione pubblica. Su questo non possono esistere ambiguità né arretramenti. E domani alle ore 9 presso l'ufficio centrale comunale competente, sito presso l'ex Consorzio Agrario di Agrigento in via Cimè, si proclamerà l'elezione ufficiale del nuovo sindaco di Agrigento, Michele Sodano.
E il cartello sociale di Agrigento fa gli auguri al sindaco Sodano, affermando: esprimiamo le più vive congratulazioni al neosindaco di Agrigento per il significativo risultato conseguito e per il largo consenso popolare ricevuto dai cittadini agrigentini. L'ampia fiducia accordata dagli elettori rappresenta un patrimonio politico e civico di straordinario valore che siamo certi il nuovo sindaco saprà capitalizzare nell'interesse esclusivo della comunità, trasformandolo in una concreta occasione di rilancio culturale, sociale ed economico per Agrigento. Al sindaco Michele Sodano e alla squadra che lo affiancherà rivolgiamo pertanto i migliori auguri di buon lavoro, nella convinzione che Agrigento possa avviare una nuova stagione di fiducia, partecipazione e sviluppo all'altezza delle sue potenzialità e delle aspettative dei cittadini di Agrigento. Riunito stamani il Consiglio provinciale, il Presidente Pendolino ha presentato la relazione semestrale. È stato anche approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2025 e servizio. È tornato a riunirsi oggi il Consiglio provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con all'ordine del giorno la relazione semestrale del Presidente Giuseppe Pendolino, l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 25 e il riconoscimento di legittimità di 3 debiti fuori bilancio. La relazione semestrale del Presidente Pendolino ha fatto il punto sull'attività dell'ente, sul ruolo istituzionale della stessa e sul ruolo importante della sinergia tra il Consiglio provinciale, amministrazione attiva, dirigenti e personale tutto. Tra le cose che mi preme evidenziare in questa relazione, ha dichiarato il Presidente Pendolino, c'è il grande lavoro svolto in tema di viabilità, infrastruttura, elementi strategici per la sicurezza e lo sviluppo economico, tra queste la convenzione con l'ANAS per la messa in sicurezza del bivio Tumarrano sulla strada statale 189, atteso da anni. L'intendimento dell'amministrazione provinciale è quello di garantire un livello sempre maggiore di creazione del valore pubblico per rendere massima la soddisfazione dei beneficiari e degli utenti. Il Presidente Pendolino ha poi relazionato in tema di ambiente, sicurezza del territorio, di aeroporto, dell'integrazione oraria dei 133 dipendenti ancora in part-time, di formazione professionale, sostegno ai comuni attraverso la promozione del territorio, senza dimenticare le partecipazioni agli eventi nazionali come Tutto Food, artigianato in fiera a Milano. Elemento centrale del semestre, ha aggiunto il Presidente Pendolino, è stata la definizione nei termini di legge dei principali documenti di programmazione finanziaria e amministrativa. Siamo anche riusciti a garantire con puntualità i servizi in favore degli studenti diversamente abili attraverso il trasporto. Il servizio integrato è centrato all'obiettivo di dotare l'ente dei documenti di programmazione finanziaria e amministrativa nei termini di legge, anche grazie alla collaborazione dell'intero Consiglio provinciale. Il Consiglio ha poi approvato all'unanimità dei presenti il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2025, presentato nel dettaglio dal dirigente del settore Fabrizio Caruana, documento che ha ricevuto il plauso del consigliere Milko Cinà, che nel suo intervento ha sottolineato come il lavoro svolto dagli uffici del Libero Consorzio abbia migliorato ulteriormente i conti dell'ente. E il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, SAPPE e SINAPPE, comunicano di avere promosso un sit-in per il giorno 16 giugno dalle 8 alle 14, finalizzato a rappresentare alle autorità istituzionali il gravissimo disagio operativo del personale di polizia penitenziaria durante il servizio presso la casa circondariale di Agrigento. Il servizio. Il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, SAPPE e SINAPPE, comunicano di avere proposto un sit-in per il giorno 16 giugno dalle ore 8 alle ore 14, finalizzato a rappresentare alle autorità istituzionali il gravissimo disagio operativo del personale della polizia penitenziaria durante il servizio presso la casa circondariale di Agrigento.
I rappresentanti dei due sindacati contestualmente hanno chiesto un incontro con Sua Eccellenza il Prefetto. Si evidenzia inoltre che il sit-in prenderà a parte un numero contenuto di appartenenti al corpo della Polizia Penitenziaria, quantificabile orientativamente in circa 50 unità. La decisione di tale protesta sindacale scaturisce dalla volontà con la quale si proclamava lo stato di agitazione del personale di Polizia Penitenziaria di Agrigento, ma preso atto del silenzio da parte del dirigente generale di Palermo al grido di allarme per la casa circondariale di Agrigento e le gravissime criticità presso la stessa struttura per la proclamata sicurezza fuori controllo, le mancate garanzie, l'incolumità fisica e psicofisica al personale di Polizia Penitenziaria in servizio, le gravissime condizioni di insicurezza oggi più che mai esistenti all'interno del carcere di Agrigento. Nonostante le reiterate segnalazioni fin qui formulate, non sono stati adottati interventi concreti, efficaci e risolutivi da parte dell'amministrazione penitenziaria regionale. Nella nota si legge come tuttavia a distanza di oltre 2 anni, nonché dopo l'avvicendamento di ben 3 comandanti di reparto, appare evidente come la soluzione sia ulteriormente degenerata, dimostrando inequivocabilmente che le reali criticità risiedono in una gestione complessiva inefficace e priva di adeguate strategie operative. La gravità nel suo complesso trova ulteriore conferma nei fatti accaduti il 30 aprile del 2026, allorquando alcuni detenuti hanno dato vita a una violenta rivolta devastando integralmente il reparto transico recentemente ristrutturato, aggredendo 2 appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, i quali hanno riportato lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure presso l'ospedale di Agrigento. Solo grazie al senso del dovere, alla professionalità e al tempestivo intervento del personale in servizio è stato possibile contenere e sedare i gravissimi disordini, evitando conseguenze ben più drammatiche per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto. Un momento di profonda commozione a Misilmeri, l'intitolazione del presso di Portella di Mare e l'inaugurazione murale per Sara Campanella trasformano il dolore in memoria attiva. Dedicare a Sara Campanella un luogo di istruzione significa lanciare un messaggio potente contro i femminicidi. La scuola diventa il simbolo primario della cultura, del rispetto e dell'impegno a non dimenticare. Ce ne parlano i colleghi di Palermo. L'intitolazione di un plesso scolastico a Sara Campanella è un gesto assolutamente forte perché testimonia come le scuole, le istituzioni siano vicine alle esigenze di un cambio di passo educativo e culturale per contrastare la violenza di genere. Oggi abbiamo certificato oltremodo che sia necessario un cambio di passo educativo e culturale, ma che deve passare principalmente dalle scuole, dall'educazione dei ragazzi, che oggi sono appunto coinvolti in questo grande percorso, che non è solamente quello di manifestare vicinanza alla famiglia Campanella che era oggi qui presente insieme alle istituzioni, ma voler anche rappresentare come questo tema del contrasto alla violenza di genere è divenuto oramai una priorità. Bisogna creare un ponte ideale tra la società civile, le istituzioni e le famiglie delle vittime e le vittime stesse per tentare di mettere a terra tutta una serie di obiettivi che sono indispensabili per una società più sana. È una giornata veramente importante per Portella, ma non solo per Portella, penso per tutti noi. Nessuna parola oggi è stata inutile. È un grande inno alla vita quello che abbiamo sentito oggi e che vedremo anche nei prossimi giorni contemplando questa bella figura di Sara, perché nessuno rimanga mai isolato, perché possa crescere la cultura della vita, che è la cultura dell'amore, che è la cultura del rispetto, di una convivenza che mette al centro l'altro, ma dovremmo anche mettere al centro Dio. Buon cammino a tutti. È una giornata importante sia per la nostra scuola che per la comunità di Portella di Mare. Intitolare la scuola a Sara è
un atto giusto e doveroso da parte della scuola che l'ha vista come allieva fino a poco tempo fa, per ribadire lo scopo istituzionale della scuola, che è quello di promuovere i valori della legalità, della convivenza pacifica, del rispetto dell'altro, contro ogni forma di stereotipo e di discriminazione o violenza di genere. Allora, oggi è una giornata importante e storica per la comunità di Portalla di Mare e per la città di Visinmeri. Oggi questa scuola, che non aveva un nome, grazie appunto a una delibera di giunta e grazie alla dirigente scolastica della scuola, abbiamo dato un nome alla scuola media, che è il nome di Sala Campanella. Una giornata importante perché abbiamo dato un messaggio forte e chiaro ai giovani, che è la cosa fondamentale, un messaggio di libertà, di amore, di rispetto verso gli altri. Questo è il messaggio che vogliamo lasciare oggi alla comunità di Portalla di Mare. Lo dico io come sindaco, ma lo dice la presenza di tante autorità civili e militari. Andiamo adesso alla cronaca. 2 persone sono rimaste vittime stamani in un incidente stradale lungo la strada statale 189 della Valle del Platani, precisamente all'altezza del chilometro 34,800 in territorio di Campofranco. A scontrarsi un'autovettura e un camion cisterna. Il mezzo pesante, dopo il violento impatto, si è ribaltato su un fianco in un terreno adiacente al manto stradale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. I feriti sono stati trasferiti in ospedale, presente anche la squadra dell'ANAS per la gestione della circolazione. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e per individuare eventuali responsabilità. Il mio papà è violento e mi ha picchiato. A rivolgersi alla polizia è stato un bimbo di 11 anni. La richiesta di aiuto è arrivata nella tarda serata di domenica a Porto Empedocle. Sono accorsi in maniera fulminea i poliziotti della sezione volanti della questura. Gli agenti, una volta giunti nell'abitazione, hanno riscontrato segni visibili di percosse su quasi tutto il corpo del piccolo. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e il bambino è stato affidato ai sanitari per le cure necessarie. Il genitore, un 35enne di Porto Empedocle, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Agrigento per l'ipotesi di reato di lesioni personali. Il bimbo è stato poi affidato a una parente. Gli ispettori del contingente Ispettorato Nazionale del Lavoro Sicilia in servizio ad Agrigento nel periodo tra l'1 e il 7 giugno sono stati impegnati in un'attività di vigilanza che ha toccato diversi centri della provincia e si è concentrata soprattutto sul settore dell'edilizia. In 2 cantieri ispezionati sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza. Nel primo è stato adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza di parapetti nelle scale fisse in costruzione e nelle aperture prospicienti il vuoto. Nel secondo cantiere l'attività è stata sospesa perché è stata accertata l'assenza di protezioni verso il vuoto. Le ammende irrogate ammontano a 3.000 euro. Nello stesso cantiere è stato altresì adottato un provvedimento di prescrizione per mancanza dei parapetti nel ponteggio. In questo caso le ammende elevate sono pari a 2.200 euro. Linea alla regia per la pubblicità. Tornano a protestare davanti alla presidenza della regione siciliana gli ex lavoratori Almaviva, circa 380 persone sulle quali continua a gravare l'incertezza del futuro lavorativo, nonostante l'impegno politico per la risoluzione della vertenza. I colleghi di Palermo. Lavoratori Almaviva, ancora un nulla di fatto. Ancora nulla di fatto, l'ultimo incontro risale a un mese fa,
Ormai siamo veramente in una situazione che è un paradosso, perché comunque abbiamo un decreto approvato che assegna e blocca il bacino degli ex lavoratori Almaviva per il progetto 116-117, quindi i fondi sono stati stanziati, chiaramente ci sono diverse assessorati interessati, però in realtà ancora non abbiamo avuto, nulla si è concretizzato e il decreto, che deve essere assolutamente ormai attuato, reso esigibile per ridare dignità a questi lavoratori, ancora è in una situazione veramente di stallo, ferma, e siamo qua nuovamente con la nostra mobilitazione perché non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci, però in realtà ormai i tempi sono veramente stretti. Tra l'altro stiamo parlando di lavoratori che sono disoccupati e quindi che sicuramente con la disoccupazione e la NASPI che in questo momento percepiscono non possono più andare avanti, perché i sacrifici che hanno fatto da 3 anni a questa parte ormai sono arrivati al capolinea. 380 famiglie senza lavoro e oggi è il giorno della delusione, perché sono dal mese di aprile che rincorriamo un tavolo che possa essere una cabina di regia fra i 3 assessorati che stanno seguendo la vertenza, e non ci siamo riusciti. Noi oggi, 9 giugno, siamo ancora in piazza per tentare di sollecitare le istituzioni a dare un colpo d'ala su questa vertenza che ormai ha 3 anni che interagisce con lavoratori sempre più poveri, sempre più deboli, sempre più fragili. Siamo nuovamente davanti al Palazzo della Regione in attesa di ricevere delle risposte che mancano da 3 anni. In questi ultimi 3 anni, in maniera ricorrente, abbiamo sempre chiesto alla Regione di assumersi delle responsabilità di fronte a 389 famiglie che dal 1° agosto dell'anno scorso hanno perso il lavoro e sono in NASPI. La NASPI che ormai si sta traducendo in termini abbastanza ridotti, perché già sono trascorsi 12 mesi, e abbiamo delle difficoltà dove mancano delle risposte chiare, nitide e precise e puntuali. Quando sembra esserci piccoli avanzamenti, poi arriva la stasi assoluta. Siamo qui a distanza quasi di 2 mesi, il 27 aprile abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente, ad oggi ancora inevasa. Abbiamo bisogno di concretezza, abbiamo bisogno che le parole e le promesse vengano trasformate in fatti concreti. Siamo in NASPI da agosto 2025 e non possiamo più andare avanti così. Quindi abbiamo bisogno di fatti e non parole. Teatro a scuola dalla Regione, 800.000 euro per avvicinare gli studenti alla cultura. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. 800.000 euro per portare il teatro nelle scuole siciliane e avvicinare migliaia di studenti al mondo dello spettacolo dal vivo. Questo sarebbe l'obiettivo della nuova circolare Focus Teatro, pubblicata dall'assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, una misura che punta a promuovere la cultura teatrale tra i giovani, sostenendo progetti educativi e percorsi di partecipazione destinati agli studenti di ogni ordine e grado. L'iniziativa si inserisce nel più ampio programma di interventi che la Regione siciliana tenta di mettere in campo per rafforzare l'offerta formativa degli istituti scolastici e ampliare le opportunità culturali a disposizione delle nuove generazioni. Le risorse saranno destinate alle scuole statali e paritarie dell'isola, che presenteranno progetti finalizzati alla diffusione della cultura teatrale, attraverso laboratori, percorsi formativi, partecipazione a spettacoli, festival e rassegne dedicate. A sottolineare il valore dell'iniziativa è l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano, che evidenzia come il governo regionale continua a investire sul mondo della scuola come leva strategica per la crescita culturale e sociale del territorio. Il governo Schifani continua a investire nella scuola siciliana per innovarla, afferma Turano, spiegando che il nuovo bando nasce dalla volontà di offrire agli studenti occasioni concrete di incontro con il teatro e con le arti performative. Questo intervento è pensato per invogliare i nostri ragazzi a partecipare a laboratori teatrali nelle scuole, ma anche ad assistere a rappresentazioni, festival e rassegne, sottolinea l'assessore.
L'obiettivo non è soltanto quello di creare nuovi spazi di espressione artistica, ma anche di utilizzare il teatro come strumento educativo e formativo capace di sviluppare competenze trasversali, favorire la socializzazione e stimolare la creatività degli studenti. La misura infatti si articola in due specifiche linee di intervento. Da una parte sostegno a percorsi di educazione teatrale realizzati direttamente all'interno degli istituti scolastici, dall'altra la promozione della partecipazione degli studenti a spettacoli dal vivo, eventi culturali, festival e manifestazioni dedicate al teatro. Un'impostazione che punterebbe a rendere gli studenti non soltanto spettatori, ma protagonisti attivi di un percorso culturale capace di coinvolgerli direttamente attraverso attività laboratoriali, esperienze artistiche e momenti di confronto con professionisti del settore. Particolare attenzione viene riservata anche al tema dell'inclusione culturale. Secondo l'assessore, infatti, il progetto rappresenta uno strumento importante per garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di accesso alle attività culturali, indipendentemente dal contesto sociale o territoriale di provenienza. È uno strumento in più che diamo alle scuole per ridurre le disuguaglianze nell'accesso e nella fruizione della cultura, evidenzia Turano. Ma c'è anche un'altra sfida che la Regione intende affrontare attraverso questa iniziativa, quella della dispersione scolastica, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità del sistema educativo siciliano e che nelle varie iniziative regionali sembra sempre fare capolino. Vogliamo anche contrastare la dispersione scolastica, aggiunge l'assessore, sottolineando come attività culturali coinvolgenti e innovative possano contribuire a rafforzare il legame tra studenti e scuola, aumentando motivazioni e partecipazione. La circolare guarda inoltre alla valorizzazione dell'identità culturale dell'isola. Tra gli obiettivi indicati figura infatti la promozione del patrimonio artistico, musicale e teatrale siciliano, favorendo allo stesso tempo il dialogo con le nuove tecnologie e con i linguaggi contemporanei. L'intenzione è quella di creare un ponte tra tradizione e innovazione, permettendo agli studenti di conoscere e approfondire le radici culturali della Sicilia attraverso strumenti e modalità espressive vicino alle nuove generazioni. Dal punto di vista operativo, ogni istituto scolastico potrà presentare una sola proposta progettuale e ottenere un finanziamento fino a un massimo di 25.000 euro. Le domande dovranno essere inviate tramite posta elettronica certificata entro il 30 giugno all'indirizzo del Dipartimento regionale dell'istruzione. Con Focus Teatro, dunque, la Regione siciliana tenta a far fare del teatro non soltanto un'esperienza culturale, ma anche uno strumento educativo, inclusivo e formativo, capace di accompagnare la crescita dei giovani e di rafforzare il ruolo della scuola come luogo di partecipazione, creatività e cittadinanza attiva. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.